Quasi 2 italiani su 3 acquistano biologico. Questo settore è in crescita e ora può contare anche su una legge nazionale che lo tutela, lo promuove. In Veneto, tra il 2013 e il 2020, gli operatori biologici sono passati da 1.800 a 3.800, mentre gli ettari di superficie agricola bio sono aumentati da 15.000 a 45.000. Questo è stato possibile anche grazie ai fondi del programma di sviluppo rurale 2014-2020, che sostiene anche le imprese del biologico e contribuisce a perseguire importanti obiettivi ambientali. A Mestre il convegno Veneto Biologico, successi, modelli, politiche di un'agricoltura sostenibile, per far conoscere la politica europea di sviluppo rurale. Sempre più aziende si avvicinano al metodo di produzione biologica. La Regione ha deciso di programmare una spesa importante, ulteriori 15 milioni di euro, proprio per erogare premi alle aziende che hanno appena avviato, in questi 2 anni hanno avviato la conversione del loro metodo di coltivazione e di produzione secondo il metodo biologico. I casi sono numerosissimi, gli esempi sia di giovani imprenditori che entrano nel settore portando per definizione l'innovazione, ma anche persone adulte e mature. Un esempio, Elia Antoniazzi, laureato in scienze forestali, qualche anno fa lascia il lavoro per dare il via ad un'azienda agricola nel Vicentino. Insieme alla sua famiglia ora lavora nel territorio per il territorio. Sì, a noi PSR ha permesso di realizzare il nostro sogno della nostra famiglia, che era appunto quella di una scommessa di vivere e di dare anche del cibo buono alle persone, ai bambini che vengono da noi per la fattoria didattica. Possiamo dare quello che noi coltiviamo e che sappiamo che è sano, quindi anche come responsabilità personale tuteliamo l'ambiente e anche un po' la salute delle persone che mangiano le nostre cose. La nostra grande soddisfazione è proprio questa, insomma. Ma sono tanti i nuovi giovani imprenditori in un settore che sta cambiando e che può migliorare quantomeno nel marketing. Parola della docente di management dell'Università Ca' Foscari, che con un team di ricerca ha realizzato l'Atlante dei modelli di business delle imprese del biologico. Queste aziende stanno guardando al digitale in modalità diverse, sia come strumento importante di comunicazione oggi al consumatore, anche per avere un contatto diretto con questo consumatore, dall'altro lato strumento digitale legato a nuovi canali di vendita, l'e-commerce, che oggi queste aziende stanno approcciando con sempre maggiore competenza. Necessario dunque cogliere le opportunità offerte dal PSR, perché Veneto Biologico non sia solo uno slogan, ma il riconoscimento di un settore capace di perseguire importanti obiettivi ambientali e di valorizzare la natura e le materie prime locali.